Forti raffiche di vento, abbondanti rovesci, grandine e fulmini. Lo si attendeva da settimane, oggi il maltempo si è abbattuto sulla Marca. Maltempo che con sé ha portato un abbassamento delle temperature, ma anche danni, soprattutto ad Asolo dove una saetta ha centrato un merlo della rocca medievale, danneggiandolo pesantemente. Il danno sembra proprio sia stato causato da un fulmine che ha colpito uno dei merli della rocca di Asolo. Già da lunedì saremmo in grado di capire l'entità economica del danno che il monumento ha subito. Ancora da quantificare dunque l'entità del danno toccato ad una delle maggiori bellezze della Marca, un fatto che preoccupa non poco l'amministrazione. E sono ancora un po' più preoccupato perché siamo ad un'altezza di più di 10 metri in una situazione ambientale un po' particolare, ma sono sicuro che riusciremo a trovare le fonti economiche per sistemare quanto prima il danno. Tra le zone più colpite anche il Coneglianese, tra la città del Cima e San Pietro di Feletto, una decina le richieste di intervento ai vigili del fuoco dovuti alla caduta di fulmini e alla caduta di piante o pali per il forte vento. Pompieri in azione anche a Roncade dove una saetta si è abbattuta su un'abitazione provocandone l'incendio del tetto. Fortunatamente si trattava di uno stabile disabitato.